ITS Turismo Veneto Academy si occupa con successo dei corsi di Restaurant Business Management con sedi a Valeggio e Treviso. Il corso Restaurant Business Management va a formare delle figure innovative, che sono quelle figure legate al food and beverage management, ma anche alla comunicazione e alla gestione di tutto quello che è l'offerta enogastronomica di qualsiasi azienda abbia enogastronomia da vendere. Quindi non solo la ristorazione tradizionale, ma anche la ristorazione innovativa, anche la ristorazione d'albergo. I produttori agroalimentari, le cantine mi viene in mente di citare, perché questi sono attori che hanno un'esigenza specifica di avere non solo chi si occupa di gestione, ma soprattutto chi si occupa di comunicazione e vendita in un mercato globale. Rispetto al panorama italiano sicuramente è una figura assolutamente innovativa, rispetto ai nostri competitors all'estero è una figura che esiste già da parecchi anni. Il mercato e i trend di mercato stanno ricercando figure professionali legate soprattutto a quella che è l'esperienzialità della ristorazione, quindi tutto il mondo del food and beverage. Obiettivo quindi dell'ITS ancora una volta è cogliere immediatamente questo trend e questa esigenza, che poi diventa anche un'esigenza delle aziende, e formare delle figure specifiche, nel caso nostro legate quindi al settore del food and beverage e quindi del restaurant business management. C'è una selezione all'ingresso, sono 25 i posti disponibili al massimo per ogni corso. Quindi c'è una selezione che viene fatta di solito a metà settembre, test scritto, un colloquio motivazionale, e lì si accede al percorso ITS Academy Turismo Veneto. Noi ci occupiamo della formazione di queste figure, un percorso biennale, che abbiano le competenze necessarie per poi canalizzare questa comunicazione di questo prodotto ancora una volta nel mondo della digitalizzazione e nel mondo dell'online. Questo primo anno di ITS è andato molto bene, abbiamo fatto diverse lezioni, comunicazione come parlare con i clienti, come parlare con i colleghi, come porsi, e poi ovviamente marketing, e adesso ho appena finito lo stage qui all'Adriatic Palace Hotel di Jesolo. Di cosa ti occupi qui e cosa fai nello specifico? Allora, mi occupo più o meno del buffet delle colazioni, lo gestisco un po' io, poi gestisco un po' anche gli ordini, ovviamente con una responsabile, e poi ovviamente facciamo anche un po' di sala la sera e a pranzo per occuparci un po' di tutto, per vedere come funziona a 360 gradi un ristorante. Sì, esatto. Certo, lo consiglierei anche perché è una buona scuola e ci sono dei professori molto competenti che insegnano veramente bene tutti i campi. Oggi si cambia, dovremmo pensare alla ricevere il cliente, alla ricerca del cliente, ricevere il cliente, far sì che poi trovi una buona ristorazione, e quindi qui ci vuole anche la professionalità nella predisposizione dei menù e dei pasti, e quindi ecco, sotto questo aspetto è una novità che con ITS si può superare, come abbiamo superato quella del cambiamento del front office.